Sindaco, parliamo di questa iniziativa che l'Associazione Culturale Oltrevigata organizza a Porto Empedocle nell'ambito delle iniziative culturali che il Comune effettua. Sì, anche quest'anno, come gli altri anni, si ripete, grazie all'Associazione Oltrevigata, questa manifestazione che va dal 15 al 20 di novembre. Rispetto agli altri anni, quest'anno la manifestazione è stata organizzata in modo diverso, molto più articolata, infatti prevede workshop, prevede incontri e con la possibilità anche da parte dei ragazzi di confrontarsi su tutto quello che riguarda il mondo di Camilleri. Il giorno 19, il giorno prima della fine della manifestazione, ci sarà l'annuncio dell'annullamento per quanto riguarda il francobollo dedicato ad Andrea Camilleri, un'iniziativa importantissima per questo Comune, vista l'importanza dell'evento. Probabilmente aspettiamo che ci diano conferma forse della presenza della famiglia Camilleri e che quest'anno ci ha dato il patrocinio e che insieme al Comune ha voluto collaborare, ha collaborato grazie anche all'Associazione Oltrevigata in questa manifestazione. Riteniamo che sia quest'anno un evento particolarmente importante, aspettiamo che la gente sicuramente interessata da questo punto di vista verrà a Porto Empedocle e sarà presente a questa iniziativa. Danilo Perruso, Associazione Oltrevigata, anche quest'anno questo appuntamento con la Fiera dei Libri che riguarda tantissime iniziative culturali, se li vuoi annunciare gentilmente. Sì, siamo qui dopo 3 anni di stop per il Covid e questo già è una gran bella notizia. Ricominciamo con la 9ª edizione. Che sarà del tutto dedicata ad Andrea Camilleri questa volta. Infatti sarà una fiera assolutamente diversa dalle altre, non ci saranno presentazioni di libri, ma sarà caratterizzata da 2 appuntamenti importanti, il 19 e il 20. Il 19 ci sarà l'annullo filatelico che metteremo con le poste italiane in omaggio ad Andrea Camilleri e seguirà un dibattito con Enzo Alessi e Giuseppe Di Pasquale. La serata sarà condotta da Gabriello Amodei. Il 20 invece ci sarà un altro appuntamento dedicato non più al teatro ma alla fiction. Infatti ci sarà Angelo Russo, l'interprete dell'agente Catarella, insieme a Leonardo Marini, uno dei sceneggiatori proprio del commissario Montalbano, quindi della Palomar. La serata sarà condotta, e Giugiu Gramaglia, chiaramente il nostro Giugiu Gramaglia. La serata sarà condotta sempre da Gabriello Amodei. Saranno 2 serate interessanti, bellissime, ma saranno anche precedute dal taglio del nastro il 15 novembre dove verranno inaugurate 3 mostre. Quella del maestro Lacagnina, che è tra l'altro il disegnatore del bozzetto dell'annullo filatelico e che ha già disegnato quello di Luigi Pirandello qualche anno fa sempre con noi. E poi ci sarà la mostra del liceo artistico Michelangelo Merisi Caravaggio di Agrigento e dell'Accademia delle Belle Arti di Agrigento, di Alfredo Prato e Zara Prato, esatto. Nuova Associazione Vigata organizza un evento culturale interessante, la Fiera del Libro, che riguarda non solo Camilleri ma altre iniziative culturali. Ne parliamo con il vice sindaco di Porto Empedocle. Sì, intanto ringraziamo l'Associazione Oltrevigata che per il 9º anno organizza la Fiera delle Associazioni Un Libro alla Volta, che per Porto Empedocle ormai è un appuntamento fisso. Dopo 2 anni di blocco dovuti al Covid si riparte alla grande con diverse giornate, con eventi che coinvolgeranno anche la scuola. Non ci sarà solo Camilleri ma ci sarà anche l'arte, avremo Michelangelo Lacagnina che sarà ospite con la sua mostra e che parlerà ai nostri ragazzi, quindi proprio alle scuole, facendo dei workshop adatti a loro. Vogliamo che questo appuntamento continui nel tempo, anzi possa crescere e diventare un appuntamento fisso non solo per Porto Empedocle ma per tutta la provincia.